La casa trasformata in una fortezza. 27 tentativi di furto in 2 anni, 15 in soli 2 mesi. Lorenzo Danieli e la sua famiglia abitano a Sant'Alberto di Zero Branco. Hanno vissuto in un vero e proprio incubo, in balia dei malviventi, circostanza che li ha costretti ad adottare ogni sorta di contromisura. Sempre sotto assedio e dovevamo stare attenti a tutto, a come muoverci, quando uscire, e sempre guardarci le spalle di continuo. Corso a barricarmi, a mettere delle inferriate, a mettere degli allarmi esterni e delle telecamere. Dormiva in cucina Lorenzo Danieli sul divano, sempre con un occhio aperto. Poi la decisione di acquistare una pistola. Mi sono trovato in 2 occasioni a cacciarli e non ho esploso dei colpi solo perché erano davanti le macchine di alcuni vicini che non volevo forare, altrimenti avrei sparato sicuramente. Quando sei costantemente preso di mira da queste persone che hanno solamente la voglia di rovinare l'esistenza alla gente, non hanno nulla da temere, perciò conoscono solo il piombo per essere fermati e niente di più. Non mi fermerei a non sparargli, sicuramente. Un atteggiamento dettato dall'esasperazione, simile a quello che ha portato a premere il grilletto il meccanico di Mogliano, vittima di continui furti. Il ricorso alla giustizia fai da te come ultima frontiera per proteggere il patrimonio, ma la legge in Italia non è sicuramente tenera con chi impugna un'arma e la punta contro il topo d'appartamento.